2 e 3. La chat c'è. Poldo. Spoldo. Poldo. Si dovrebbe vedere tutto tranquillamente. E 1 e 2. Ok. Allora, noi ieri eravamo arrivati qua. Ho caricato correttamente? E dovevamo... ha detto trova l'oggetto nel bagno. Noi abbiamo trovato pure l'oggetto, però dovevamo trovare i muri dipinti di Sì. rosso. Ok. Dobbiamo vedere in quale stanze potrebbe esserci uno di quei segni rossi. Ho capito, adesso sono arrivato. Ho capito. Merda. Ok, tutto ok. Tutto bene, tutto tranquillo. Mi sembra uno era qua dentro. No. Allora, noi adesso siamo nella staff room. Stava in una delle classi, quindi devo... con tranquillità. Io un paio me li ricordo, ma non ricordo con precisione dove fossero. Allora, proviamo tutte le aule a questo punto. Di qua non possiamo entrare. Mi ricordo una stanza dove sicuramente era qui, sul lato sinistro. Ok, qua niente. Alzo il volume perché così sentiamo i tacchi. No, questa è sempre questa qui. La terza è, vediamo un attimo se c'è qualcosa dentro. Oh, 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 oh. Poldo. Sì, Suka. Suka. Mi è sembrato un rumore un po' molesto. Però di qua non posso... Oh, 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 attenzione. No, però non è qua. Allora, facciamo così. Facciamo così, giochiamocela di intelligenza. Qui c'era il passaggio per tornare indietro. Quindi se io vado qua, vado in fondo sempre perché non si può mai sapere. Facciamo un salvino qua a sto punto. Ok, di qua non si può passare. Qua già abbiamo esaminato tutto per quanto possibile. E siamo nella terza B. Allora. Oh, aspetta, aspetta, qui c'è un po' Da Luz. da luzzare. Sento porte che si aprono. Basta oggi. Lo so. Allora, non c'è altro che posso esplorare? C'è qualcosa che non va. Tu dici. Sei un genio. Allora, qui, Genialoid. soldi. Allora, voglio vedere sopra.
Era in una delle classi qui. Questa è chiusa. Ok. Qui c'è sempre lo studente che studia. Bravo studente, mi raccomando, non mi attaccare. Andiamo a studiare Poldo. Vai così. Potrebbe essere in una delle stanze qua. Hanno una nota. Questa già l'avevamo trovata. E di qua noi non possiamo andare. Sta. Aspetta un attimo. Ah, signorina però. Signorina, lei però così rompe un poco Lei tre ha proprio quarti di cagato sul minchia, puzzo, signorina, eh. La sento, l'ho sentita. Allora ce l'ho davanti agli occhi, ma non ricordo dove fosse. Biologia, forse? Uno di questi posti, quindi potrebbe essere anche più di uno e non essere quello che a noi serve. Allora, io devo esplorare il lato sinistro però, quindi devo andare obbligatoriamente di qua e tornare indietro. Per forza. Per forza. Ok. Più un'occhiata nei bagni, non sia mai che... Anche perché qui avevamo trovato un documento. Questo è chiuso, qua possiamo entrare. Questo è chiuso. Ok. Something's very wrong. Ok. No, no, Pippo, Pippo, Pippo Baudo. Scappa, Pollen, scappa. Pippo Baudo. Scendi, scendi, scendi. Scendi. Primo piano. Vai, vai, vai. Entra. Merda, merda, tanta merda. Madonna, no, no, brutto cacco, cacco brutto. Vai, nasconditi, Pippo Baudo, vai. Allora, non c'ho cure. Non è molto piacevole questo suono comunque. No, non è il massimo, diciamo, anzi. Aspetta, qui c'è qualcosa. Delle bende. L'antidoto qua già l'abbiamo utilizzato. Allora, vediamo se riusciamo ad andare accanto. Oh, Pippo, Pippo. Perché sei tu, Pippo? Merda, cacca. Luca. Ok, le sta correndo dentro. Cos'è sto coso? No, mi ha trovato, ma vaffanculo. Sei una gran brutta persona. Sì, una vigliacca, oserei dire. Allora, a sto punto, sempre geologia. Pertugio. E voglio andare alla staff lounge.
vedere cosa c'era in quel bagno. Ecco qua, c'è una statuina qua dentro. Una statuella. E c'è anche un oggetto. Fai merenda, Niente, niente. scontirella. No, qua più che merenda, qua è un po' un problema la situazione. C'è un po' di Sprixil. Sì, sì, credo proprio che tu abbia ragione. Ci sarà dello Sprix. Bandit01, grazie mille per il follow. Grazie bene. E benvenuto. Lei però con sto mignolino ogni tanto però, Sì, lei ti mignola, così. Io non ricordo dove abbiamo visto quei segni. Era il lato sinistro di una stanza. Però non so... Non so dire mo quale stanza. Sono un grafico di Setti. Ma come Setti ha pure assunto delle... Setti? No, qui. Ragazzi, tranquilli che è mema. Oh, No, no, vai, signor, ma... vai. Allora, No, che allora. mi deve dire a me adesso, signor? Va. Stavamo parlando di The Boys Ma 10 infatti è minuti una fa. cosa allucinante, ma com'è possibile? Mm, Ma qui c'è del mistero. chiedo scusa, ma io il nome non l'ho inventato io comunque, signor È nato per caso. Non è Veramente è che lo nato dice per caso. che è capitato e non è colpa No, mia. no, Giovanna, Giovanna, grazie, no, Giovanna, no. Clown. No, Ma che Giovanna. clown adesso? No, no. Giovanna, vai via. No, sono pure. Giovanna, vai da Setti. Vai da Setti, per piacere. Vale, Tizio, non c'è stasera. Qualcuno ci deve occupare di questa professoressa, però. Un pochino incazzato. No, Bandit, mi pure voglio noi, non bene. ti preoccupare. Però Grazie. ti Mamma presenti mia. al nome di Setti. No, crediamo noi sia una cosa positiva. Poi, chi lo sa. Vabbè, ho capito. Che hai capito, Setti? Setti, tu quando capisci fai paura. Noi abbiamo paura delle tue scoperte. A meno che non era da questo... C'è un bel puntino interrogativo qua. Sì, Secondo me... forse è lì che dobbiamo andare. Secondo me sì, dobbiamo andare là, eh. Qui dobbiamo salire di un piano e andare a sinistra, ok. Ora, se la professoressa ci fa andare e non rompe i coglioni... Mi è piaciuto il regalo. Sì, sono stato dissato in più modi io. Però va bene. Ma con affetto. Sempre Quindi con fino a affetto. quando è con affetto, va Quando c'è la bene. creanza c'è Va tutto. bene, va bene. No, mi fa ridere il fatto che ha detto The Boys e noi ci stavamo parlando prima e non ne parlavamo da un po', eh. Una cosa incredibile. Professoressa... No, dico quello di prima. Oddio, che cosa aveva fatto? Allora, il fatto che ti ho detto che una persona ha fatto una cosa, Mm. io gli ho mandato poi il messaggio, ti devo rompere amorevolmente l'amo L'amo. quando sarà, cioè proprio con affetto. Certo, certo. 500 patatine. Senti, già è scaricato, già è pronto, già è sul PC, già fatto. Allora, per 1000... No, Mhm. per me... Riesco a prendere uno di questi per le... per il veleno. Saliamo di nuovo a 4 cuori e ci teniamo 2 slot vuoti. No, quindi noi dobbiamo uscire, dobbiamo semplicemente uscire da qua, passare i bagni e entrare in aula. Cosa può mai succedere? Io intanto salvo. Tutto questo per aprire il terzo luogo. No. Non era confortante sto suono, eh. Ok, di qua non si entra. Mm. Salve? Oh, grazie mille, Poppino. Io entro qua. La prossima volta ti offro una cosa perché come tutto Ui. amico un bacio. E poi mano, ecco qua Bandit, ti prego non dissarmi ancora, io non ne posso Ma più. perché ce l'hai con mano? Io ho capito forse qualcosa che era meglio forse che io non capissi, però vabbè lasciamo stare. Non è colpa mia, io lo ripeto, non l'ho scelto io il nome. Ma il gioco mi ha perculato mettendomi che c'era da vedere Sì, qua qualcosa e non sì. c'era niente. La tua era così da qua. Va bene, va bene. Non so che mi avevi visto.
Allora, a sto punto esamino tutte le aule qua. Che devo Esamina il fare? Grodol, vedi un po' che succede. Perché a questo punto possiamo prendere qualche altra cosa? Vedi, ma troppi rumori in questa scuola, però, eh. Io ho paura che Bandit mi sta scrivendo un altro papiro di dissing. Io ho paura di questa Beh, è un cosa. fatto di bene, Ho d'affetto. capito. Sei l'idolo delle masse, l'idolo delle mamme. L'idolo delle magari. Mamma, sarebbe molto bello. Oh, c'è qualcosa qua? Niente. Farti perdonare per l'aneurisma che mi stai per far venire. Gioco di... È in programmazione quello. Quello lì, tutte e due, sia il primo che il secondo. Perché mi E devo là veramente ci concentrare? Bandit, divertiamo. ma non sono io lo streamer. Lascia fare, tu sei mano, quindi c'entri. Senti, me l'aveva detto. No, aspetta. No, Fiare d'Anger voglio vedere un attimino di portarlo per bene. Traduzioncina in italiano. Devo purtroppo utilizzare la versione censurata perché sennò C'è roba che non si può. sì, mostri che cacciano il penalty, ma non mi sembra il Vabbè, caso. penso ci sarà magari un filtro per le Sì, stream, sì, esiste la qualcosa. versione un attimino che può essere Peccato. anche streamata tranquillamente. Ma adesso cerchiamo di fuggire da qua. Ma poi addirittura gli sto provocando un aneurisma. Bene, mi sembra un po' troppo. Ma mo' è colpa mia ogni cosa di Sì, nuovo. sì, in questo universo, in questo Io universo. non ne posso più. Allora, io continuo a cercare No, io aula non per posso. aula. Io non Ma posso andare perché hanno impilato tutti i libri e le cose così? Perché? avanti. Non è troppo per me. Allora, oggettino. Un energy drink buono. È chiaramente colpa tua. Vabbè. Ok, dice qualcosa delle aule che terminano con la F. Cioè, se entri qui, scappa. No. Primo piano esplorato, secondo piano esplorato. Devo scendere di due. Ok, allora. Vediamo questa qua. Bottiglina d'acqua. Niente. No, dove cazzarola eramo? Io ricordo che c'era. Eccolo qua. Opla. Però non è qua. Avrei aggiunto cose peggiori del messaggio, però qua non si può dire. Chi ti Prima ha di detto? Chi ti ha tutto. detto che qua non si può dire? No, Anzi, qua, no, qua si può dire. no. Fino a un certo punto consento tutto, sono molto permissivo al Ma poi momento. Quindi se perché devi è dire colpa mia? qualcosa, Io non sto perché è colpa mia? Io non ho fatto abbiamo già una niente. vasta gamma di parolacce consentite, quindi vai proprio tranquillo. No. Allora, noi dobbiamo trovare la donzella. Vergogna, ma come vergognati? Ma non è Vedi, colpa mia. susciti sentimenti contrastanti nelle persone, Ho capito? capito, ma io non ho fatto nulla. Perché è colpa mia adesso? Mi sembra di parlare con Francescone. Nettariano, Frollino. Come Frollino? Negligente bastardo. Ma in francese è un'altra versione di Francesco. Hai un È parente che si chiama possibile. Francesco per caso? Perché veramente è incredibile. Oh, Ora sì! Lo stavo per videochiamare per vedere se era lui. per fortuna no. Ecco qua, è apparso Bandit. Ecco, Ok, siete la stessa persona praticamente. sì. Francesco, sto venendo dissato. Io non ne posso più, Francesco. Guarda, France, si stava offendendo un attimino, sempre in maniera scherzosa, Ma Gianmarco. Se ovviamente. per caso ti va di partecipare, cioè, unisciti Ma anche va tu, eh. come? Godo, ma come godo? Sapevo che diceva così. Persona di merda. Allora, Go. quante volte godi, France? No, e non è lui. È Ben. Lo ziccuccio. Oddio, si sono alleati. È la fine. Godo, no, No, è anche la fine. senti, pure No, senti. ragazzi, no, 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 fermi, fermi Che tutti. cosa sta C'è una succedendo? donzella a terra. Gioverò della tua sofferenza a mano. Va bene, bene. Salve. Mamma mia. Sto venendo distrutto. Guarda. Stanotte festa rimango giusto 5 minuti che ho da fare 1800 telecamere da controllare se funzionano, minchia.
No, dai. Spero che domani ti sbucci il ginocchio. Magari, Bandit, così non vado al lavoro. Magari, cazzo. Possiamo fare Ok, adesso. aspetta un Vai, attimo. vai. Lei ci ha chiesto qualcosa dall'infermeria. Questa è una cosa secondaria. Però delle bende dovrei avercele già, eh. In compenso sono arrivate le carte. Sì, Francesco, ne ti ho chiamato quando ti sono arrivate le carte. Ah, questa è la ragazza che il bulletto ci disse. Oh, non la Non me la guardare. tocca. Non la Ok. guarda, è mia. Punto. Ma quella è la mia vicina, ci conosciamo da piccoli. Che è successo, mo, Francesco? No, Che Francescone, è che è successo, bro? successo? Spero che sia una cosa tipo compri troppe carte sei un coglione. Spero sia una cosa di questo genere. Qua, tu bello e buono cacci ste cose, Francesco, però che cazzo, tu non per impreparato. Quindi Seo ha scoperto il reame oscuro Sì. ed è diventato proprio un fanatico del Signore Oscuro e così via. E voleva portare anche Mina qui. Oh, cioè, ma ogni tot mesi succede, ormai ci ho fatto il cavo. Ah, ok, una cosa caratteristica del rapporto. È carattere, Io Francesco, e è carattere. Benedict andiamo a fare il nostro lavoro, continuate con il vostro divertimento orrorifero. Va bene, Grazie Seppi, ragazzi, grazie va Benedict bene. pure che è venuto e mi ha C'è dissato. addirittura dei soccorsi per fare. Va bene. L'amore è cieco ma anche un po' sordo. Wow, Francesco, stasera si poeto, frate. Francesco, in questi casi Amplifon risolve i tuoi problemi Non amorosi. A credo posto. possa mettere l'amplifono alla sua fidanzata, sarebbe il massimo. Mo vado a lavorare, sì. Ciao Francesco, se ti ricapita siamo Adesso qua. vado a lavorare, mo. Lasciamo stare, ah. Poi esce a testare questo Adesso. cucciolone. Dobbiamo andare in infermeria. Uno, due sopra e poi a destra. Aspetta un attimo, però. Aspetta un attimo. No, ci teneva proprio a insultarti personale per il fatto che sei una mano. Ho capito. Ma non è colpa, non l'ho È capitato. scelto io, no, è capitato Capitato. qua in live che ci è venuto in mente, non è colpa mia. Non ne posso più, ragazzi, non ne posso Cioè, più. queste discriminazioni oggigiorno sulle No, mani. io Cioè, non ce la non. faccio più, ragazzi, basta. No, Basta. qualche volta appare pure in altre forme lui, eh. Ma poi è così Lui è goliardico un la essere mano. metà Ci mitologico. vogliamo bene, Van. Grazie. Oh, vedi? Ognuno dimostra l'affetto a modo suo. Ragazzi, nella vita una mano serve sempre. Anche nei momenti di solitudine. Però senza pensare che io ne cavi. Ecco, vedi? Cioè, su quale canale c'è una mano che balla viva, non in computer grafica? Ragazzi, dai. Infatti, Solo il meglio della qualità è italiana. una mano vera. Due giù. Ciao Settone, ciao Bandit, Grazie mille che buon siete passati, lavoro. ragazzi. E Ci vogliamo raccomando, bene, anche noi. mi raccomando. Mi raccomando. Io sono sempre più curioso. Oh, ma martedì. Oh. Ho capito, professoressa. Professoressa, professoressa. No, entra dentro, entra dentro. Ok, dovremmo riuscire a stare tranquilli. Vai via. Dai che ce la stiamo facendo. Credo che in questo caso oggi funzioni che se non è nell'inquadratura non ti vede entrare. Questo è Sì. un gioco a scorrimento, tra virgolette. No, il beep è perché No, siamo nell'infermeria, l'ha mi sono fatto pure prima. ricordato sotto, sì, sì, sì. Ok. Quindi deve esserci qualcosa qua dentro. Ma che cosa? Allora. Oddio, che peccato. Ah no, aspetta, facciamo così. Questo è proprio quello che ti cura tutto, Toma. per tutti e Ok. in tutti. È proprio Però questo serve a che Mina. stava parlando. No, vabbè, vabbè. Angulo, mina. No, no. Best ending. Bestemmia. Best ending non esiste. Fuga. Bestemmia. Quindi noi andiamo di qua, andiamo un altro sopra.
Andiamo di qua. E dobbiamo tornare 2 piani giù. Ma intanto di tutto questo c'è la suoneria quando entri qua dentro. Ora sta dall'altra, ma non so dove cazzarola dobbiamo andare. Vabbè, intanto ti curo. Intanto ti inculo. È una cosa proprio Questo- standard. Ok, vabbè. C'è del sentimento. C'è del sentimento. Sei un po' pallida comunque, io non vorrei dire però. Ora sono libera. Ma Mm. Mo da capire vuol dire che è morta e abbiamo no, liberato la sua visto che anima. sta realtà comunque Sopravvissuta, diciamo. prende spunto da quello che uno sta passando, mettiamola così. So che abbiamo trovato la questione dei suoi voti che dobbiamo aggiustare. Forse c'è anche la cosa che lui non ha mai saputo affrontare i suoi sentimenti, Mm. che forse piace anche a lui, la sua vicina, sa, la classica storia, oh, viviamo vicini, eccetera, eccetera, e l'amore trionfò. Vabbè, sì. E quindi come cosa secondaria, Non si rende qua, infatti. Sorella mia ha fallito, volevo Mina, ma non è riuscita nemmeno a riportarmela. Mi ha portato la sua ombra. Un lontano, vabbè, un mm, lontano riflesso di quello che veramente è. So che non è. di certo è dall'inizio del gioco che ci introducono sta cosa della Sì, sorella, però noi effettivamente non la sappiamo chi sia, sister. noi abbiamo solo la professoressa che ci sta rincorrendo al momento. Allora. Ok. Quindi erano due questo, perché comunque ne sta tenendo Sì. traccia. Allora, una volta esplorate queste due aule, qua abbiamo visto tutto. Cioè, di più non possiamo vedere No. qua. No, e allora dall'altro lato. Ah. Eh. Salute. Bello, bello. Allora, no, è per forza dall'altro lato. Ma dove? Che io mi ricordavo la stanza di qua a questo punto. Non c'era neanche un personaggio, qualcosa nel bagno. Secondo esaminiamo anche i bagni. Tanto. Nulla ci costa. Però il problema, il documento che abbiamo trovato nel bagno dove c'era l'altro ragazzo prima, qual è adesso? Che secondo me lì c'era un indizio. Ecco qua. Fermi, fermi. L'odore di quella classe mi dà il mal di Ed è là è testa. caduto. Mm. Quindi in una classe. Mo' io pensavo una cosa. Ste linee e sti puntini sono un codice. Eh. Mica sono le classi dove... No. Allora, classi di qua non può essere. Che qua siamo entrati in tutte le stanze. Sì. Non c'è neanche la professoressa, quindi... Dici, che cazzo ci fai di qua? Però a sto punto abbiamo trovato una cosa secondaria. Mm. Allora, uno di questi due piani che dice quella classe. Sì. Allora, facciamo così. Tanto abbiamo pure salvato a sto punto. Andiamo sopra. C'è prima la classe qua. Iniziamo da sto piano a sto punto. E chi si è visto si è visto. Ok. Allora, io continuo a tornare qua. Qui c'è Giovanni. Continuo a studiare. E qua non c'è niente. Ci troviamo? Ci troviamo. Io sblocco anche la porta. Giovanni, tu? Niente. E quindi va bene così. A sto punto le altre classi sono giù.
quindi potremmo pensare di fare. Vediamo anche la stanza accanto. Terza F. Date una nota. Aspetta, 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 aspetta. Ah? È apparso. Un punto. Sì. Nella 3 Dove eravamo noi adesso? c'è qualcosa così. Non ho capito. Pensavo, vede col fatto del passaggio dall'ufficio del rettore, il fatto che ieri pure Francesco aveva Sì. detto sta cosa della sala dei computer. Magari fosse apparso qualcosa lì. Quindi abbiamo saltato un passo, siamo andati avanti ma non prendendo un oggetto prima che Sì. ci sbloccava la sequenza di cose che sarebbero uscite dopo. Vabbè, vabbè. Allora, io riprovo ad andare qua. Ok. Vabbè, finora non ci volevi parlare. Tu lo sai che sei. È stato incatenato alla sedia lui. Sì. Mm, Ok, quindi lui è qualcosa legato appunto allo spirito della competizione, di dover riuscire sempre negli esami, quindi incatenato a questa lui ci vita. darà. Noi dobbiamo venire qua se nell'edificio nord troviamo qualcosa Sì, relativo a qualcosa di sì. matematico. Non capisco perché si sia attivato adesso così all'improvviso, ma va bene. If. Se mi porti la chiave dell'ufficio di Mr. Ma. E possiamo risolvere il problema sulla lavagna, secondo me, così poi. Mm. Forse il computer che noi abbiamo già sbloccato pure. No, ok. E questa deve stare o nella staff room o nella staff lounge. Dobbiamo andare. Ok, ottimo, ottimo. Stiamo facendo progressi. Assolutamente sì. Siamo fullati, abbiamo Oh, 2000 Sir! monete. Ciao, bello! Serrone, buonasera. Come la va? È tranquilla oggi? Io cerco di concentrarmi perché stiamo riuscendo a fare passi avanti medi. Tutto bene, meno male, Sir. Qualche ospite simpatico ultimamente, Serrone? Qualche polacco, bulgaro? Là, ipotizzo. Allora, vediamo un po' staff room. Solo Solo sbirri. sbirri. No, C'è una come riunione sbirri? di sbirri. Come sbirri, Sir? Che senso sbirri? Allora, nella staff room. No, no, no. Sei polizia e due cinofila. Madonna. Cioè, Sir, ma T'hanno stanno... fatto una retata, sir. Cioè, stanno alloggiando o stanno contro? Lo sapevo che prima o poi ti prendevano. Io Ma ne sei un ero certo. narcotrafficante. Io lo sapevo che prima o poi finiva così, mannaggia la miseria. Ah, volevo fare le nuove selezioni per il Ah, stanno moderatore. alloggiando? Ok. Sì, quello lo stanno arrestando. Chissà che traffico stava facendo Ah, quindi nel. Sir, scusami, due cinofila, quindi ci stanno anche i doggo. Ci sono anche i doggini nelle stanze. Ma allora, Sir, scappa. Sir, fuggi o ammazza. No, vabbè. Eh.
Chiudili nello sgabuzzino. L'ufficio di sicurezza? Sì, dove ci sono tutte le chiavi. C'è un bordello tremendo. Stanno No, no, Pippo Baudo. Pippo Baudo. Uh, Pippo Baudo. Pippo, Pippo, Pippo. 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 Miciulla, miciulla. Miciulla, miciulla. Miciulla. E lo sapevo. No, no, no. Vai, Pippo, vai, Pippo, vai. Pippo, vai. Vai, Pippo. Due. No, Giovanna. in macchina di dopo. No, No, poveri ho dopo. sbagliato! Ho sbagliato, sono dall'altro lato. No, 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 ammazzami. Sir, abbiamo fatto progressi Allora, comunque, sir. cazzarola. Mo' se abbiamo sfigato un po', purtroppo, ma abbiamo fatto bei progressi. Allora, mo dobbiamo riparlare con lui là dentro e dobbiamo provare ad andare. Che poi su quel punto dove siamo arrivati ieri non stiamo andando avanti, sir, ma abbiamo trovato una ragazza in un'aula che ci ha chiesto aiuto. Abbiamo dato il kit medico e è scomparsa. Stiamo sbloccando cose nuove secondarie, sembrerebbe. Poi all'improvviso ci ha parlato qua il ragazzo, quello incatenato al banco. Forse se sblocco entrambe le porte parla, non lo so. Che mo non ci parla. Ci è apparsa all'improvviso. Io non vorrei non sperare che sia un bug, perché sennò c'è un problema. No, Basta. ho capito, ma non li scelgo io. Prima è apparsa la professoressa e siamo scappati. Non ho fatto altro. Quindi perché si è attivato? Ok, quindi il salvataggio ce l'abbiamo già con la risoluzione della sottoquest di Mino. Ok. Cioè noi siamo entrati in quella stanza prima, siamo usciti, ci ha rincorso e si è attivato. Qual è il nesso tra le due cose? Questo è chiedere troppo. Allora, come si dice in gergo, pensiamo mo un cazzo alla volta. Sì. Allora, se il nostro ragionamento è corretto, che noi non torniamo qui da prima che sbloccavamo quella nuova cosa Mm. nel parcheggio sotterraneo. Quindi può darsi che mo sia apparso qualche altro oggetto. Oi Pierluigi, buonasera. Ok, di qua no. Niente, non è apparso niente. Non c'è niente. Non c'è niente. Allora, rimane il piano di prima. Quando ha detto una di quelle aule. Aspetta, come diceva? Eh, dove mo il documento? No. Eccola qua. No, Maronna, Enzo. Ecco, Tizio, Madonna. Tizio, dammi una mano perché è più insopportabile di ieri, eh. No, Madonna mia. anche Sir, no. Madonna mia. Non No. so, mandena Tizio, stasera. no, Tizio, che cosa fai? Tizio, tu non puoi entrare, vede come fai Mans? Non va Allora, bene. ragazzi, è appena accaduto un avvenimento molto paranormale. Paranormale. Quindi non so, no, non pare proprio normale, perché mo non so. Quindi l'unica scelta che rimane sono le aule. Quindi oggi siamo in pace che non c'è Tizio, no, Sir. Oh, Lascia stare Tizio. Mannaggia, criminali. sì.
Non c'è la terza F. Allora, a questo punto lui non si è riattivato, quindi mo non so, gli devo fare una capriola davanti, un po' di No, fa una esercizio capriola. fisico, non lo so. Questa capisce solo. Dove è la mia waifu preferita? Sono carico. Ecco. Allora, al momento è apparso un paio di volte, tutto a posto. Sembra mi Noi spiace, ma sono abbiamo, ineluttabile. Vabbè, tizio. noi mo abbiamo capito cosa fare, però non lo sappiamo. Però contemporaneamente abbiamo completato prima un'altra quest, è apparsa una ragazza che c'è poi svanita davanti agli occhi. E un ragazzo che prima ci ha parlato, però adesso non ci parla più, quindi si sospetta bug o qualcosa che non stiamo capendo, perché noi siamo entrati in quella stanza giusto qualche minuto prima. Allora, puoi essere qui. Sento il sudore nelle vicinanze. Vabbè, è arrivato Kraven. È arrivato. Ah, boh, c'è chi caccia animali e chi caccia... Mo tizio fiuta pure le chi prede. caccia. Fiuta. Non ce la faccio. Quindi se non è qua E non è là. e non è là, Dove sta? dove sta? Scooby-Doo papà. Allora, Però quest'altra aula non c'è niente. sono un altro tipo di cacciatore io. Ecco qua. Che tipo Però di io nella sei? terza E non sì, posso entrare anche nella terza E. Aspetta. Dimmi che se... Oh, signorina, scenda. Ecco, grazie. Qua neanche c'è niente. Io salverei a sto punto perché per sicurezza. Quindi o è nella terza A o nella terza B. Per forza. C'è la terza F, ma non ci possiamo andare perché il percorso è bloccato. Vedi, c'è il simbolo qua. Quindi io direi dovrei entrare qua. Caccio solo esemplari umani femminili di bell'aspetto e giovani. Sembra corretto. Dracula di Bram Stoker. Praticamente Tizio è diventato proprio Gary Oldman. E quindi tramite un passaggio qua dentro qualcuno è riuscito ad arrivare in questa realtà. Io su non posso andare perché è bloccato. Quindi la legge dei grandi numeri mi Non siamo in dovrebbe terza scuola. aiutare. Nella giurisdizione. Non mi ha sentito. No, Pippo, Pippo, no, no, Tizio. Tizio, vai, vai, Tizio. La caccia inizio altro che Kraven. Vediamo, Tizio. Mi ciulla, mi ciulla. No, mi ciulla, mi ciulla. Mi ciulla. Che ha sentito Tizio? Ha sentito Tizio si Si è... è cagato Tizio con la l'ha piccola catturata, quindi. Sì, vai, Tizio. Tizio, allora, parti in maniera soft. Tizio purgala. Vai, Tizio. Ma anche perché non è la fine del gioco, quindi Qua, l'ho abbiamo preso. un'altra zona da esplorare. Tienila un attimino così, capi? Beh. Bello pieno, carico, polposo. Esatto, capi? Allora, Compatto. quindi, Mannaggia. Dove va? No, Tizio, già l'hai persa, ti prego, Tizio. nella terza A non c'è niente. Aspetta, non c'è niente. C'è moneta. Moneta buono, moneta. Siamo migliori di te. Vabbè. Non mi sfuggirà, ecco qua. Bottiglina d'acqua. Non c'è niente. Va bene. C'è qualcosa che non va. Dici? Tu dici? Sto provando. Forse perché c'è Cthulhu sulla lavagna? Potrebbe essere, chi lo sa. A me sembra un ottimo segnale. Tizio stava dormendo fino a 2 minuti fa per essere bello carico. Probabile. L'ho agguantata ma si divincola. Elevata. Vabbè, ormai è diventata. Allora, io non so dove cazzo dobbiamo andare. Non lo so, ragazzi. Dice un'aula, ma le ho girate tutte. Ragazzi, Quello abbiamo della fatto... quest nella terza F non si riattiva in nessun modo. Allora.
Ma vedi se riesci a vedere qualcosa, perché se no qua giriamo come dei peracottari. E l'unico che si diverte qua è Tizio che fa manzo una continuazione. Vediamo se riesco ad andarci. Carica prima ora al 100%. Che devo cercare, Enzo? Allora, cerca The Coma, Vabbè, quindi è qua ci sono, esatto, il gioco. Nord Building. Poi? Ti voglio dare la stringa precisa che dobbiamo trovare una cosa precisa. The Coma Un- Building. Unlock. Come Unlock. si sblocca sta porta? Cioè, The Coma Building Unlock. Vabbè, io adesso c'è la scrivo così. miseria. Vediamo. E il preside, e ci siamo andati. E di qua, e ci siamo andati. E di là, cioè, sento un odore in quell'aula. Andiamo a vedere tutte le aule. Mi sono girato tutte queste. E mo sto vedendo di qua. Non esce. Qui c'è lui che sta facendo. Ma la tua quest qual è, Lozzi? Mi dici il nome? Allora, la quest principale. Dimmi come si, che ti dice La di quest fare. principale. Noi dobbiamo trovare. Ritual Walls. Vedi pure con Ritual Walls. Allora, adesso ho esaminato la lavagna. Ho preso i documenti. Può darsi si attiva. Ecco come si attiva. Basta prendere il documento qua. Ah, Uh, Aspetta, è qua la stanza dove dobbiamo fare. Aspetta, aspetta. Molto probabilmente ci serve la chiave. Questa è l'aula dove c'è il casino. sì. Qua ci abbiamo il problema. Ci serve lui per risolverlo. Mm. Dobbiamo trovare la chiave. Quindi siamo comunque andati avanti. Quindi che devo fare? Dove sta chiave? Dov'è? Che lui non ci dà un Tizio, ma indizio. che stai facendo? Che monda? Ok, lo schippo perché già l'abbiamo visto prima. Come si chiama lui? No, student. Allora, dove possiamo trovare la chiave? Giovane, dammi un indizio, qualcosa, un presente, un cadeau. Adesso, aspetta, aspetta, aspetta. Aspetta, Un cazzo. aspetta, aspetta. Adesso voglio provare. Ah, ho capito. Però che sangue delle patate. Tizio è libera comunque. Tizio, tizio, scatena il tuo potere, tizio. Tizio. Vai, vai. Inizia a Ce la lanciare faccio, un'onda ce la energetica. faccio, ce la faccio, ce la faccio. Non ce la faccio, non ce la faccio. Aglia. Sono dietro di lei. Tizio, non è vero. Ho dovuto solo la bottiglina d'acqua. Vai, 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 vai. Dimmi che mo adesso è apparsa qui la chiave. Dai, dai. Tanto sono i puntini lucenti, quindi gli oggetti importanti subito si riescono Puntini lucenti. a vedere. No, niente. Hai trovato qualche indicazione? No, lo zitto, ho detto mo. Ho cercato pure la chiave, non mi esce un cazzo. Sto gioco l'ha giocato Francesco e Pino Mauro, mannaggia. Mi ha smanciato sul collo, ma è veloce, non la puoi vedere se è dietro di lei, lei è dietro di lui. Ma quante ce ne Beh, sono? Mi sono perso una. beh, però. Il tizio è dietro, La noi non chiave di vediamo Mad lei, vediamo Dog. il tizio. Chiave di Mad Dog. Forse adesso è apparso qualcosa nella staff room. È possible? Qui non c'è niente. Qui già ci siamo stati prima. Ma non c'è niente. Questo è vuoto. Questo non si apre. Vabbè. È andato comunque, l'abbiamo perso ormai. Si è svegliato pure carico, hai capito? È già il secondo giorno ormai che il tizio è andato, io non ce la faccio più. No, non c'è qua la chiave. Pure lei finisce la stamina, più o meno, sir. La Lei speranza è quella perché eh,
po' come in persona quando cerchi di succiare i PM ai boss e poi vedi che sono infiniti praticamente. Tu fai là. Allora. Ufficio della sicurezza. Vediamo un attimo se per caso è qua dentro. Ma io che ne so la chiave di questo dov'è? Ma non lo so, non c'ho... Oh, aspetta però, c'ho un... oh, c'ho un Infatti, frizzibaldo. no, l'ho afferrata per i capelli, ma mi ero dimenticato che è una parrucca e no, di nuovo. Suca. 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 No, no, Bracco Giovanni. Antonio. Vai, 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 vai. Suca. Ok. Abbiamo preso i documenti con gli indizi già prima. Quindi forse non conveniva esplorare e prendere già tutte le note. Ok, allora. Aspetta però. No, tizio, t'ho detto, tieniti in modalità preriscaldamento. Che mo qua abbiamo capito un pochino come muoverci. Stiamo riuscendo un attimino ad evitarla quando possibile. Il problema è che mo adesso si sblocca la zona nuova, quindi potremo avere un attimino dei problemi. E della chiave. Hai Ok. trovato qualcosa o sei andato avanti? No, c'era proprio il simbolo sulla mappa. Mm, Che pensando, abbiamo preso le note. Tu quando prendi una nota si attiva il suggerimento sulla mappa. ok. Quindi abbiamo preso un po' di documenti in giro. Giustamente adesso pure che andiamo nella stanza interessata, non troviamo il documento, però il gioco già se No, ce lo trova e ci dava l'indizio là. un po' di peps, lo sì. Giusto una puntina, Va bene. grazie. Faccio un metà bicchiere. Sì, sì. Faccio un due terzi e un gin tonic. Hai un cazzo di bicchiere con un po' di bobbazza dentro e amen. Però sei veramente poco No, il nome raffinato. del drink è questo. Posso dire sei poco raffinato? È già tre quarti. No, era la stanza accanto. Quindi, Antonio, ecco la chiave. Posso cambiare il mio passato, ma ancora di più il mio futuro. Grazie. Ok, ci ha dato la soluzione del problema. E adesso è apparso il punto interrogativo nella stanza accanto. Ok. Così prendo un fazzoletto. No, fai bene, tizio. Allora, quindi adesso esamino qua. È cambiato. Ok. Ok, come avevo detto ieri. Ok. Giamma, un pochino ci ho preso su qualcosa forse. Mi dice, Oh, risolvendo il problema in questa stanza sulla tessera che abbiamo preso, ok. è cambiato il voto suo in matematica. Ok. Quindi dobbiamo trovare gli altri problemi. Uh, studi sociali e arte. Però quei due si trovano nell'altra stanza. Io mo non c'ho più nessun luogo dove andare. Allora, proviamo a vedere la porta adesso. Forse facendo il primo. No, noi dobbiamo comunque trovare l'oggetto. Allora, io credo che la soluzione ce l'abbiamo a portata di mano. Mm, aspetta un attimino. Vedete solo lì in basso sul punto interrogativo? Sì, è la porta che dobbiamo aprire, però ci serve il codice. Quello è l'unico punto certo che abbiamo.
detto nei pressi di quei simboli ci deve essere la chiave. O l'oggetto che ci serve qua. No, ho fatto una capriola andando avanti ma muovendomi all'indietro. Non so. Non Tizio so. comunque andando con varie delle singole. Ecco, quello mi sembra un ottimo suggerimento, quello là, eh. Quindi dobbiamo trovare questi simboli. Di qua non ci abbiamo più niente. Io dove devo andare? Forse adesso completando là è sbloccata la sala dei computer. Ok, dobbiamo soltanto arrivare in fondo qua. Venga, Roma. Ah, tienila al sicuro, Tizio, mi raccomando. Al sicuro in mano a Tizio. Ma sono un attimo, due concetti che cozzano un pochino, però. Ok. Conoscendo anche il fatto che Tizio è palesemente in modalità performance super più, Sì. Modalità di trapano il culo sì. praticamente. Grande Tizio. Bello carico. Allora, vediamo se è cambiato qualcosa qui. Qui niente. Ha detto ci andrò piano, userò solo un Kaioken per 3. Vabbè, Vabbè. vabbè, visto che ieri ha fatto per 10, va bene, accettiamo il patto. Va bene, Tizio, va bene, va bene. Tizio, io sto per chiamare l'ospedale e farti ricoverare. Dal momento, Tizio. Dum, dum, dum. Io ho cercato ovunque, però negli oggetti non c'ho nessun recorder né Azi e Matzen. Allora, fammi cercare a me, però in questo modo qua. Sì, in ospedale ci sono Diploma, belle infermiere, gli recarte. vado a fare una visitina e poi torno. Tizio, no, tu devi essere preso, legato, Tizio, da belle infermiere e rinchiuso. Subito, Tizio, subito, prima che sia troppo tardi, Tizio. Prima che sia troppo tardi. Ormai sei una mina vagante, Tizio, stai per esplodere. Sei riuscito a trovare qualcosa? Esatto, Sir, con la camicia di forza. Allora, i posti sono questi, biologia. Che se no mi dispiace dover cercare qualcosa in giro, però se non facciamo così No. ci andiamo mai. Poi di Quindi, solito faccio io con le che poi prese. dice dovrebbe essere in uno di questi 4 posti, Ok, quindi non è manco detto laboratorio di biologia al primo piano eccolo là. In basso e a andiamo sinistra. là. Quindi io da qui devo In modo che non possano scappare e poi Arinzarunza. Va bene, così con Tizio. tranquillità. Ecco qua, guarda come si cammina con piacere, con tranquillità. Tutto a posto. Noi di qua possiamo tagliare. Ottimo così. Ottimo. Sì, trattienila proprio adesso perché guarda, va benissimo. Tizio, trattienila. Allora, noi scendiamo giù. Ecco qua, biologia. Cosa c'è qua? Soldino. Antidoto buono. Oh, aspetta, luccichio, luccichio. Ui. Ok.
Mo dobbiamo tornare da lui. A questo punto facciamo un salvino. Sto tenendo occupata. No, tienilo Bene, occupata bene, tizio. Tizio proprio bene, bene, bene. Che stiamo andando proprio, guarda, noi dobbiamo solo scendere. Dobbiamo entrare qua. Allora, a posto. Ho il pezzo. Eccolo qua. Prendi. Prendi. Ecco la sorella. Non riesce ad attaccarci. Ok. Ho capito. E anche Antonio ci saluta. No, lui era Giovanni. Sì. Ok, però c'è questa parte che adesso possiamo esaminare. Ok, cosa c'è qui? Una nota. Vecchio registratore. Quindi So è andato con Tae nel vecchio ripostiglio. Sì. Il vecchio ripostiglio abbiamo visto come ti era passato di lì, ha scritto da qui sono riuscito ad entrare nell'altra realtà e mi sono dedicato al Signore Oscuro. Sì. Ok, quindi dovremmo andare molto probabilmente anche noi lì. Un po' di soldini. The Trigger. Vecchio registratore, una chiave per un'altra dimensione. È una reliquia collegata al passato tragico della storia. Passato tragico della storia. Cazzo di... alla tragica storia della scuola. Ragazza uccisa. Tanto rancore. Sì. Si è creato l'inferno. Leggi quello che Ho ascolti. anche il potere di controllare questo posto. Interessante. Stavo proprio leggendo questo. Oggi leggi i tizi. Allora. Ok, dietro ho fatto... No, in che senso? In che senso? In Zozzi, che senso? Zozzi. Sir, devi intervenire. Sir, No, chiama la polizia, Sir. Sir, chiama la polizia. sta pieno, Sir, sgancia la polizia. Sguinzaglia i cani, Sir. Il tizio ormai è perduto. Fatto. Ah, a 3989. posto. Una password di merda. 3989. Finalmente. No, time out di 3 ore. No, chiama la polizia. Chiama la polizia, Sir. Ed è là, chiamali. Quello 3 ore, tizio. Fa una strage. No, ma che 3 ore tu gli stai dando proprio la pistola carica. No, quello già è Alunza, carico. alunza. Quello già è carico pure già di suo, quindi. Bello carico il Allora, tizio. noi adesso dobbiamo solo andare di là. Di onestà. Allora, dobbiamo solo aprire la porta e andare di là. A posto. Ci mettiamo con calma, con tranquillità. Io salvo, perché a questo punto Sempre per un fatto di correttezza, lo sì. sempre meglio salvare. Sir Tizio potrebbe fare un disastro. Per questo va fermato ora. No, Sir, chiama la subito. polizia. Sir, chiamala. Qualcuno lo faccia. Mo la chiamo io. Non so dove abita, Tizio. No, no, Giovanni. Guarda ancora, ma è Luca. dolorante. Non può andare molto Aspetta, lontano. no, difatti è qua, è qua. Aspetta. Passaggio. Passaggio, questa mo mi insegue, questa mo mi insegue. Dimmi che c'è qualcosa dove mettermi. No, brutto, brutto. Brutta situazione. Ok. Non mi hai visto. Non mi hai visto. Non sono io. Non Era sono un io. altro.
Non sono io. No, no, vai di là. Vai. Sono Marita Russa. Che cazzolo. Vai da Tizio, vai da Vai da Tizio. tizio. Porca la miseria. Allora, situazione tranquilla. Stanza accanto. Andiamo da geologia. E passiamo all'edificio nord. Allora. Cioè, eravamo lì. Quella mi ha aspettato lì fuori. Ah, hai rotto i coglioni. Vai, vai, vai. No, non è qua quello dopo. Ho sbagliato. Dietro e davanti ho fatto, ora mancano i piedi. Tizio, ma è libera, sta qua, Che senso? Non ho corre. capito. Io purtroppo ho capito. Non volevo capire. Ora gli fa uno show job. Suca! Suca, non mi interessa a questo punto. Non mi interessa. Meno male che non è per secondo perché sennò sarebbe stato un problema. Allora, non abbiamo neanche la mappa di questo posto. Niente? Però dovrebbe essere... ecco, prendi mappa. Ragazzo, prendi mappa. Ah, noi dobbiamo andare a trovare le altre due prove perché una di matematica già l'abbiamo completata. Ok. Quindi già un problema ce lo siamo tolti da adesso. Allora, vediamo sto... via, che bello. Allora, noi dobbiamo andare prima di tutto in libreria. Dobbiamo salire solo di 2 piani. Va bene, che sarà mai? Ho capito, mo l'ho Poi è detto bocca che sarà poi. mai. Scusami, dove stai andando? Ah, questo è il bullo, mi sa. Sì, certo, sei proprio tu. Non Ma ti c'è. stai sputando nello Nello stomaco e poi stomaco? ritornano. Va bene, va bene, arrivederci. C'è, attenzione, un altro codice. Però se io non posso prendere le scale, no. E non posso prendere l'ascensore. Cosa Io e vorresti? non mi posso avvicinare a lui. No, Io che che fa? cosa devo fare? Mo ditemi voi. Voi che siete ragazzi e personcine tanto a modo intelligenti. Io mi devo avvicinare per forza. Ascensore. Non funziona. Salve. Io passo, eh. Ok. Mina. Che Uh. l'abbiamo salvata prima. Ottimo. Ok, quindi ha capito che lui... Pezzettino di me. Ci ha dato pure la conferma che la ragazza Sì. si è buttata dal tetto per causa sua. Ne abbiamo completate 2 su 3. Godo. Quindi meno male che abbiamo trovato Mina di là. Perché se Sì. no noi adesso dovevamo tornare indietro e A rifare trovarla, tutto. sì. Ok, va bene, va bene. Allora, quindi adesso io posso Ma c'è stanno esplorare. C'è un po' di il sbrodol polpo qua alla dentro, sì. Luciana, alla fine. Sì, sì. Vabbè, chi è Lucia? Non lo so, è Amica tua. una... No, non la conosco, non Amica so. di Tizio. Sì, molto probabile, sì. Ok. Prova a Moneta cercarla nei buona. condotti. Tizio, ma dove vai? Non ci sono i condotti in questo gioco, Tizio. Tizio, no, non ci sono. Ok, almeno il professore stava un attimino cercando di intervenire per quanto riguarda il bullismo che ci stava facendo. Quindi io continuo.
Ok. Quando lei era a scuola aveva un'immensa e vorace fame. Di cazzo. Non penso, Ah, ok. Gianmarco, non Vabbè. penso. Allora, noi dobbiamo trovare il modo per salire su a sto punto. Scrittura umani dove? No, no, no. Si fa niente. Si fa niente. No, non va giù. Che è Vedi? successo? Ma ora ho un'ascia. Dark Soul. Ma perché? E c'ha il Ma hai taglio avuto il colpo. potenziamento. Tizio, tizio si è potenziato. Tizio, Tizio. tizio, tizio, attiva il Kaioken al 20° livello perché qua problema. Non serve una mazza, basta una scatola di preservativi. Marca TXX. Vabbè. È stato preciso, Sì, sì, Ho sì. detto anche la C'ha pure i marca. preservativi. Non mi sono ancora arrivati a me in farmacia. Questi qua saranno nuovi. Domani Allora. li ordino. Se ci sono, No, faccio se l'ordine. ci sono, magari un pacchettino si prende. Faccio l'ordine, come no? Almeno c'è un distributore qua e non dobbiamo tornare. Distributore di cazzo. Ma questa... Ma che cos'è qua? Attivo il Kaioken per 20. Ma che cazzo è qua dentro? È tutto tanto quadro. 1, 2, 3, 1. Non l'avevo detto. No, no. Preferirei di no. Non stiamo viaggiando da soli, ok. Qui non c'è niente. Qui c'è un pertugio. Molto E niente. sto pertugio ci ha portati dall'altro lato. Niente. Ok, di qua niente. Io mo non so neanche se viene lei, io dove mi posso andare a Leggi a nascondere. quello, leggi. Ah, giustamente. Ah, quindi qua la portavi, va bene. Qui ce la portavi da un'altra parte. Io non ho più parole. Un doppio Ma passaggio. sta scuola cade a pezzi. Eh sì, Sta scuola sì c'ha evidenti sì, problemi proprio. sì, sì, strutturali. Cioè, chiunque veniva qua dentro, chi si ammazza, chi passa varie tipologie di guai. Qua è abbastanza inclinata, no? Quindi dobbiamo trovare solo cosa fare in libreria a sto punto. Niente. Ok, questo è un oggetto importante. Qualcuno che si intrufola qui dentro di notte. Ma perché? È andato nella sala dei media al quinto piano. E se tutto questo fosse collegato al tentativo di suicidio? Ok. È morto visto che... Deve andare al quinto piano. Ma come? Aspetta, qua le scale ci sono. Ecco, lo vedi? Lo vedi? Lo vedi? Cioè, capì? Lui fa cose nel frattempo. Setti, noi li vediamo. Luca. Allora, dobbiamo solo arrivare al quinto piano. Siamo belli ciotti con l'energia. No, è successo bordello qua, eh. Uh, no, 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 Ah, no. musica nuova, già. Pippo, 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 ma non c'è un armadio dove mettermi. Eccola. Vai, vieni ad
diventata più cattiva, Gianmarco. Questo è un problema, è che non è che prima fosse un bijou. No, no. Era molto più simpatica prima, devo essere sincero. No, questa musica assolutamente non inquietante e snervante. Allora, noi dobbiamo solo salire di un piano. E saliamo. E sali di questo piano, mo. Allora, pieno di oggetti qua, di cose. Moneta. No, sta proprio incazzata nera, sta. Qui non c'è niente. Eh, Ho capito, ma sono uscito un attimo fuori. Che cazzo? No. Ho evitato che ci graffiassero, non so manco io come. 19,30 oggi. È indemoniata. Sì, sì, sir, lo è. Allora, in questa stanza ci sono vari problemi. Ci sono vari problemi. Però, mo, devo un attimo capire. Questa mo se ci becca ci toglie 2 cuori. Ok. Signorina, grazie mille. Allora. Oggettino. Niente. Salto addosso Niente. del mobilizzo. Tizio, sei... Ma la Gli vuoi antidoti finire, ce li tizio? abbiamo. Ok, va bene. C'è un banco così. Tizio, sei passato pure di qua. C'è un tavolo fermato a mezz'aria. Queste opere di tizio. Io dove sto andando? Dove sto andando io? Uh, scusami. Qui passiamo di qui, passando per il bagno di là. Ah, sì, giustamente tutta la realtà Tizio, ma fottuta, cosa quindi. provo a leccarla? Mi ha morso un dito. Guarda che non è un limone, eh. Ma sto ragazzo ormai ha perso il controllo. Sono riuscito a toccarle i Da piedi. qui mo andiamo alla sala dei media. Passaggio. Ma, tizio, dai, toccate i piedi. Ok. Bravo. Tizio, secondo me non le è piaciuto per quanto si è incazzata, eh. Ma c'è di tutto qua. Suca. Conference room. Bottiglina d'acqua, no? Io a questo punto, visto che la stanza prima, salverei. Sta scappando. Tizio, basta. Tizio, ma te la prendi, poi le dai una bottarella e scappa di... Tizio, ma la vuoi legare a queste, tizio? Io ho capito che ti piace cacciare l'ebbrezza della preda che fugge, però tizio, a un certo punto la Eh? dobbiamo catturare. Antani? Salve. Perché hai premuto? Non ho premuto. Perché sei andato? Perché dovevo andare. È l'unico posto dove Non possiamo andare. seguire le regole. Oh, c'è qualcosa. Ho bisogno un attimo di ricaricare. Ecco, bravo tizio, ricaricati tizio. Il Ecco segreto. qua. Sì, Ok. è importante. Serve un registratore, cioè sì, un videoregistratore. Io l'avevo visto un videoregistratore. Eh, Allora, aspetta. poldo. Allora, in questa scuola c'è molto problema. Molto puzzo. Molto puzzo e molto problema. Ok, possiamo andare a vedere qua.
Abbiamo comunque un indizio. Mo' dobbiamo ritrovare la strada per tornare Enzo, indietro. leggi a Tizio che io non lo leggo più. Io non ce la faccio. Leggi, leggi, Allora, aspettate un attimo. leggi. Io che cosa devo fare? Vedi che c'è un Io non devo problema. dire più. Io non posso. Basta. Basta. C'è il tetto qua, ma giustamente. Oh, possiamo andare? Pensavo chiedesse un codice. Che cazzo? Qualcosa. Va bene. Già nello zio un ammasso di corpi. Sì, Ha avuto tipe più focose. Lei non mi fa paura. Bene. che cazzo sei uscito, tizio? Cioè, complimenti, Come vedi deve essere complimenti. ancora vivo. Tutto. Allora, più in alto di così, che poi già siamo sul tetto. Più in alto dove si va? Tetto vai da. Ah, va bene. No, certo punto. Allora, a questo punto noi dobbiamo tornarcene indietro. Allora, senza che corro, che tra poco si farà viva lei. E dove siamo passati prima? Ah, ma sto ragazzo insiste allora. Insiste e non demorde, sa? Oh, scusate me. Oh, c'è una borsa appesa, lo zio. Perché nel bagno qua non siamo venuti, forse. Niente. No. Soldino, buono, soldino. Soldino è buono. Sono stato con ragazze umane, demonesse, aliene, fantasmi e orchestre. Dici, ma dove le Qua, hai trovate? qua, tizio, non butto niente. Cioè, proprio tolleranza zero. Proprio niente. Ho Ah, affrontato tutto. Beh, in guerra ogni È buco è un, trincea. è un duro lavoro e qualcuno lo doveva fare. Complimenti a te, tizio. Complimenti a te. Ora prendi lo Xanax che ti ho spedito e assumilo tutto. Tutto, tizio. Tutto per fare. Farmacista Allora, Giammo. Farmacista fantasma. tua sorella, quella grandissima svergognata, non ti avevo Niente. visto proprio. Niente, serve a una critica. Nessuna mezzelfa per Tizio? Tizio. È vero, tizio. Tizio. Era questo pazzo. Pure sporco di sangue, capito? Anche perché poi di qua prima non siamo passati, quindi... Ordine esecutivo. Ah, fare musica non serviva in Perché questa distrae gli scuola, sì. altri. Quindi bisogna fare attenzione con l'età. Eppure c'hai ragione tu, Sir. Tiene, con le mezzelfe è un po' più. È un po' complicato. Altro soldino, buono. Ok. Anche elfe, nane, gigantesse e goblin. Ma Ok, dobbiamo dobbiamo trovare il nostro trovare... Sì, disegno. quindi dobbiamo tornare in classe nostra pure. Oh mio Dio santissimo. Allora, guarda, entra ed esce. Sono prove che sta facendo, hai capito? Nella lista Mannaggia. mi mancano le vampire e le licantrope. Questi ultimi in particolare mi attizzano molto. Ti attiziano molto. Ti attizzi. Mamma mia. Mamma mia. Scusate. Ma fa una battuta anche a me ogni tanto. No, no, ma... Sa, se la sto venendo Luca. discriminato da tutti. Esatto, tizio, non mi devi dire, esatto, tizio. Allora, io toglierei uno di questi. Tanto mo passiamo per un distributore. Prima adesso dobbiamo andare qua, dove è passato Tizio. Entriamo di qua. Tizio è passato comunque da zio ormai.
Ma mo tornando negli edifici di prima, Eh, si depotenzia. no, No, non si. Gianmarco, Io ci speravo, magari no, potere Gianmarco, depotenziante. no, Gianmarco, ma Manco che? cornice Ma non interne. funziona così. Mamma mia. Ma quando mai? Mi piacerebbe. Ok, sei un attimo emozionato. No, Tizio, maronna. Anche le zombie voglio provare un po' di necrofilia, non guasta mai. Tizio, però, mamma mia, Tizio, cioè, basta. Tizio, tu non puoi trombare ogni cosa, Tizio. Tizio, Tizio, vai a dormire, Tizio, non lo so. Gioca a golf, bello il golf, no? Beh, gioca a golf. No, poi pensa a palle che mazze, Ma lascia se è fare. evidente, logico che non gli piacciono le palle a Tizio. No, quello pensa a come usare le sue, Ah, ne come capì? sai, gioca a backgammon. Bello il backgammon, gioca qualche volta in live, facciamo un torneo di backgammon. Ragazzi, Perché votate in questa cosa? chat se volete un Che torneo di questa cosa backgammon. così È bello, all'improvviso? non sì, il backgammon. Un gioco pieno di intrighi e misteri. Prima che iniziasse ad inseguirci, noi di qua siamo passati, ma non abbiamo avuto il canzo di esplorare niente. Quindi a sto punto, ok, allora, qua abbiamo esplorato tutto e va bene così. Tanti soldini abbiamo. Infatti dovremmo spenderli. Al- Nella strada per tornare all'altro edificio c'era il Sì. distributore, quindi... Le mutanti pure le consiglio, in particolare quelle con più arti. Ah, tu dici giustamente per un fatto di ottimizzazione. Mm. Però, Tizio, scusami, quanti arti usava per maneggiare il tuo attrezzo? Perché già se c'ha quattro braccia, quattro mani, Tizio, è grande, cioè, 3, 4. Tizio una mazza, cioè, è l'asta del microfono di Enzo, praticamente, cioè, Tizio mi sembra un attimino Sarebbe troppo. un attimo un problema proprio Come sta nel logistico. pantalone, cioè, poi non lo so che altro fare. Devi fare un mutuo ogni volta per prenderti un Otto pantalone mani, nuovo. ma non bastavano. Tizio, come lo tieni? Tipo coda dei Saiyan lo attorci attorno alla vita. Allora, qua. Aveva tre seni, pure tritettica. Tizio, tu comunque la devi finire di drogarti, perché veramente, tizio, tu la devi finire di comprare la roba da Abdul e Controlla la data di scadenza, controlla la soprattutto scadenza. perché Io chiamo i NAS perché a questo punto se remota la polizia in albergo vatti a costituire, tizio, cioè, cioè è il momento. siamo là. Scusa, se sto esagerando, no. No, no, ci Ormai tizio, cioè, è mancherebbe. fuori controllo, si è trombato il tutto. Ecco, vuole continuare a farlo, E cioè, lo capito? continua a fare, non si ferma mai. Ecco il distributore. Ci mette un Allora, attimo, Sir sguinzaglia le guardie, Sir va aiutato. Madonna, fatti i dubbi bidelli. allora, paninozzo, Vabbè. Poi mi ha presentato una sua recupera amica. un sacco di Aveva sei energia. feni, molto elevata. Vorrei agguantarlo. Vorrebbe andare. Sì, ecco, è Mettiamo un tornato Setti panino. Enzo. Eh, Hai finito di aprire e eh. chiudere cose, una continuazione? Setti, che stavi facendo, È, Setti? Setti, noi abbiamo visto cose, Setti. è aperto, è chiuso, è aperto, è chiuso, è aperto, è chiuso. Oh, cioè, deciditi, prendi un punto fisso nella tua vita. È necessario. Perché l'abbiamo detto, queste sono tutte prove. Però, capito, ogni tanto... La mia curiosità aumenta sempre di più. Proprio sta salendo veramente. No, Pippo, Pippo, Pippo. Oh, tu cazzo di... Madonna, T'ho detto toglieva due cuori. eh. Mica ci può Puttana inseguire. tua sorella. Sì, Da là, ci no, inseguirà. no, qua non c'è più, qua Ci si è inseguirà. depotenziato, lo zio. Allora, noi dobbiamo andare qua. Quindi iniziamo a vedere la cassetta. Se mi metto offline forse è meglio. No, Setti. Ecco il registratore dove era qua. Qua. Ok. Allora, La libreria. ok, Ok. Oh no. ok. Sta buttando in biblioteca, che sta facendo? C'è una stanza segreta vicino alla libreria. Nella zona della libreria dobbiamo tornare Bella allora. gonna, Ser, bella gonna.
Mm. Era nervosa? Qui c'ho la C'è soluzione. la soluzione. Tizio è qua dentro. Lei entra. E viene Tizio ci ha soddisfatta. pensato. A Va posto. bene. Sì. Setti Lozzi Ma sta allora è per zitto. colpa di Setti, di Tizio, che la situazione è così qua Sì, dentro. perché non la soddisfa abbastanza. Io non vi dico nulla, però sono così felice che sto tremando. Poi se Setti ci stai mettendo io. Salve. Gesù, Salve. Salve. Senti, mo mi stai gasando un sacco, senti, sono curiosissimo. Chi se va? Va bene, spoileriamo Re Fantazio. Allora, No, praticamente, no, fermela. quando No, poi tocca. vai No, là no, 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 e no, poi no, no. voli, Ma dobbiamo poi... tornare. Ma no. Qui indietro. Come ha fatto Tizio? Tutto indietro. No, Enzo, pure lui però E lui ha non, detto che ha finito indietro, non quindi gli tutto dare indietro. corda. Ah, Pure tu, fognetta. ho capito, ma lui ha detto che ha Ecco qua. fatto tutto Ha dietro. detto se Fantazio muore. No, Non non mi fate casina. morire il Fantazio, per piacere. Voi cos'è che vi aspettate? Io non ne ho idea, Setti. Non ne ho la più pallida idea. Ma Ah, aspetta, mi sono ricordato quella cosa di prima di cui stavamo parlando. Aspetta, muto così non la ok, dico ma in dove stavamo live. arrivando? Ok, Tutto a posto. fatto, gliel'ho detto. Tu lo sai perché poi Sì. se è così Ti darò dovrei lo dirlo in confermerò, live sì, anche a assolutamente. Setti. Bastardi voglio saperlo. No, No, Setti. La mano tattica davanti no. alla bocca per non far capire dal labiale, visto, sir? Ragazzi, sono qualità qui. E tanti bug, perché quelli poi non ce li dobbiamo mai dimenticare. Ah, giusto, quasi dimenticavo, sono stato anche con la tipa di The Ring. Tizio, però, che basta, ma quante, come fai? Nessuno non è capace di trovare, cioè, se le prende tutte Cioè, lui. quando che dicendo film 7 giorni, tizio, tutte e 7 giorni, con l'ottavo giorno mi ha detto me ne Ma vado. poi stesso nel pozzo o almeno, capì? Giusto per un fatto pure di comodità. Senti, ah, sir, vabbè, quella chi non lo farebbe, sir. Sembra un attimo, vabbè. Tu una cosa, mano, tu sei d'accordo con quello che dice Vincenzo? Potrebbe Eh sì, essere. d'accordo, è soggettivo, diciamo. Per me Per ci il può stare. collegamento che ti ho Sì, fatto, sì. per me quello che ha detto Enzo ci può stare. Ecco, in questo caso qua ti posso rispondere così. Allora, Non mo so che sta dobbiamo. dicendo, però lo pensi anche tu. Io onestamente sono... Cioè, posso concordare anche con Enzo, ma di mio proprio sono... Onestamente, setti navi, cioè, brancolo nel buio. Non so nulla. Quindi, a Questo gli ho parte questo... spiegato un Sì. attimo il perché. Cioè, a parte l'idea di Enzo, io non saprei cosa Ma aspettarmi, fai conto, perciò... Gianmarco è molto informato sulle uscite, su tutto quello di cui portiamo sul canale e non. Però non gli mettete un computer davanti. No, No, ragazzi, non glielo no, mettete. raga, non è per me. No, niente. Non è Sì, per me. riesce a muoversi, sa fare cose che comunque è Oh, intelligente. Però, io so sparare i prodotti in farmacia, eh. So tanto di fare bibu cappello. bubi, mando le email. Oh, sempre devo guardare i tasti perché non li so. Allora, Qua mi sono diventato un disco. Certo, ma ragazzi, mano ci deve essere. Io ci sarò assolutamente, Setti. il disegno lo abbiamo trovato. Quindi ora dobbiamo semplicemente tornare Dopo quella notte di passione non dall'altro ho più intestato i lato. televisori di nessuno. Tizio, lo immagino. L'avrai distrutta. Folle. Allora, ci siamo, ci siamo. Ci siamo e io salvo. Ok. Allora, momento. Quindi se io vado semplicemente diritto, senza correre perché sennò io non penso che sia qui. Ne faccio un pochino. No. No, no, Franken, vieni. Luca.
Corri, corri, corri. Giù, 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 giù. Inizio di ring avessero messo l'uomo che aveva chiamato Chuck Norris. Ma perché non c'è anche Chuck Norris? Boh, se c'è lui si risolve tutto in automatico. Ho scritto per Luigi. Io ora ti farò una veteran, faccio milioni di cose. Se quando sarai il veteran non farei nemmeno metà delle... Anche questo è... Hai capito? Che se tu mo fai A, io devo fare pure io A, ma sarò io capace di fare A? Lo scopriremo. Ma veteran poi di che cosa? Vabbè, lo scopriremo. Ci stavo pensando ieri. Perché tu magari un brand dove sei forte lo zi e setti non è pratico, io sarei curioso. Se vuoi ti faccio anche io da veteran prima o poi. Io ti ho 3 giochi, ti posso fare da veteran, Vabbè, però. sempre più grosso di Cazzo. zero. Ah no, scusami. Quella è Ah, in realtà sono vediamo un po'. Quindi c'è anche qui. Va bene. veteran run su Poppy Playtime con Setti. Guarda. Ci studiamo tutta la lore, tutte le cose e si butta dentro una bella No, un veteran. paio di titoli li ho pensati. Più che altro sto vedendo la fattibilità di quanto ne so io e se devo apprendere altro prima. Comunque devo fare sempre un resoconto anche con lui. Allora, io corro perché sennò da qua ce ne andiamo. Si scende giù e via. Ora niente di più facile. Noi il codice qua, no, col cazzo che ce l'abbiamo. Censore è Io sempre lo sto rotto. facendo con Omori perché è semplice, tra virgolette, dice. Ma se fosse un titolo 3D sarebbe impossibile. E vabbè, comprensibile che comunque Stanza inclinata. stiamo ancora rodando perché Sì, quindi mo dobbiamo tornare in libreria. che mo c'ho un capelli a colpo, chiama a colpo, nascia e ogni 3 o Ok, 4 appare inizia a inseguirci allora, e ci toglie 2 cuori a botta. No, puoi schivare perché non correre molto, però c'è la stamina. È un casino, capito? È veramente una brutta situazione. quindi è la libreria al piano superiore. Dobbiamo anche scendere giù nell'altra sala. Allora, innanzitutto da qua. Sì, Sì, scuola in Corea. di qua. No, quindi sopra. No, 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 proprio adesso no, no. No, 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 Pippo, Pippo, Pippo. Pippo, Pippo. Pippo, armadietto, non c'è un armadietto. Attenzione, Bagno, 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 attenzione. bagno, bagno, bagno. No, 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 sì. questo, ok, ok, a posto. Forza, forza, forza. Nel medio la musica che fa tum, tum, Non tum, mi hai visto, non mi hai tum, visto, tum, non mi hai tum. visto. Vai via, non mi hai visto. Eccetto per C18. Allora, Vabbè, C18 sempre. Su quella. Assolutamente. Assolutamente. Brava. Come io sono andato sta. Siamo su 40. Va buono, allora appena che succede? Chi è stato? Chi... cosa? Va bene. al momento che Ma rompe i coglioni. cioè che ci insegue e ci vuole fare male, sì, più o meno, No, no, dai, no, dai, no, più o dai, dai, meno. dai, 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 vai, 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 Poi vai, ce ne vai, 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 stanno vai. altri un po' anomali che escono da sotto ai C'è un alberi. nemico principale che ti insegue, sì, più varie cose che bisogna starci un attimino attenti. Ti possono avvelenare, graffi, perdi energia, Sì. e ne sono tre di sto gioco, di questa saga. Oh, e tanti cari saluti. E tante care cose. Allora, ci fai andare là adesso per piacere?
trovato una delle mie trappole, ha detto Tizio. Anzi, metti Qua calcio pare di che le stiamo prendendo No, tutte loro fanno la noi. carica. No, stava qua. Il problema è come si attiva adesso il passaggio segreto che abbiamo visto. Eccolo qua. Ok. Perché c'è un passaggio segreto in una scuola? Punto primo. C'è la nota. È un po' strana, Peppi. Molto strana. Ok, lui ha scoperto che le ha tagliato un braccio e riusciva a controllarla. Secondo me è Salve. magicamente solo perché l'abbiamo vista. Puzza di morte e merda Sì, qua dentro. Mm. Esatto. Quindi il medaglione era quello che controllava tutto e noi l'abbiamo preso. Oh cazzo. No, e non otteniamo il finale migliore così. Devi far andare a posare il coso che abbiamo preso in aula, il nostro disegno. Ok. Noi dobbiamo andare... No, aspetta, lo zio allora. Aspetta, aspetta. vuoi ricaricare? Aspetta, sì, sì. Questo qua. Allora, prima di andare... Qua dobbiamo fare un'altra cosa. Che poi visto non ci dava più il punto interrogativo Sì. qua. Era anche la mia altra amante. Quindi quella la dobbiamo completare per forza prima di entrare là dentro. Quindi andiamo sopra. Andiamo prima in fondo a tutto dove c'è il passaggio per l'altro piano. Posiamo l'oggetto. Abbiamo completato tutte e tre le materie in cui non andavamo bene e dovremmo avere qualcosa di migliore. Lasciato come la merda. Fast and Furious, vai. Ottimo. Allora, era di qua. Quindi, dopo. Mettiamo il disegno. Ok. Quindi mo adesso noi dobbiamo... Potrebbe andare peggio. Avevamo tre Le abbiamo fatte e tutte e li tre abbiamo mo. fatti tutti e tre. Sì, arte, problema di Che... matematica Sì? e social studies l'abbiamo fatto risolvendo la quest del bullo. Ok. Ha detto, ah, ma i social studies... Ok. Ok. Quindi a questo punto dovremmo andare di là e fare il finale e vedere che cosa succede. Però penso che a sto punto l'abbiamo fatto per bene. Quindi adesso provo a tornare di là. Usa la spada laser. Non Usa la c'è. spada laser. Sarebbe molto utile, ma non Qualcuno può c'è. gibarcela in game. Allora, è qua, dai. Dai, dai. Dobbiamo fare solo sta cosa. Premi libro. Non la tua di spada laser, tizio. Tizio, rimetti la spada laser nel fodero. Fermati. Non usare la forza, No, fermati. ma
per farsi luce, ovviamente, no? Cioè, una spada laser, nel senso, una torcia, qualcosa di illuminante. Tizio che compra i preservativi, quelli là che si vedono al buio e si mette a fare la battuta. Guarda la mia spada laser. Tizio, ce lo vedo. Ok, e questo l'abbiamo fatto prima. Ma adesso dobbiamo solo scappare. Sì, Ma scappare YS. fare anche io, ho detto se. Ok. Di qua non possiamo andare. Dobbiamo passare per di qua. Sta accadendo tutto. No, 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 Pippo, Pippo. Pippo no, Pippo no. Ma quindi l'altra diva è morta? A questo punto penserei di sì. Ok, abbiamo trovato il passaggio. È cambiato tutto, vaffanculo. Pensavo che era un cadavere così. Si è mimetizzata. Tacci sua. Uccide Pippo. Boh, aspetta, abbiamo recuperato uno spazio. Qua c'è qualcosa di base nella scuola di Malvagio e sti ragazzi, chi per un motivo, chi per un altro, si è fatto fottere dall'entità, però poi ha tentato, credo, di chi battersi col gruppo di cacciatori, là, eccetera, eccetera, e chi invece, come altri, si sono fatti proprio... Grodolare. Sì, quindi di qua... No, no, Pippo, Pippo, ma non è possibile, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero. Pippo Baudo.it e io dove me ne vado? Mo? Scende? Ah, aspetta, aspetta, aspetta. Meno male che avevo il panino. Grodoball. Eh, no, Però è utilizzabile, va bene. niente. Moneta. Butta dentro qualcosa. Non l'hai detto? Vaffanculo! No! Puttana! Devi doggiarla. Doggia. C'ha un timing diverso. Salve. Allora. Oh no. Oh no. Oh no. Silenzio Allora. che ha preso sì. No, aspetta, aspetta, aspetta. Allora. Allora, sopra. Prima in fondo. Saluta. Prima qua. Saluta. Poi andiamo di qua. Dai, dai che è fatta, dai. Dai che è fatta, dai. Mannaggia la voglia. Luca. Parte. Ok. Allora. Quindi qua mo abbiamo. A posto. Tutti e tre. Ci abbiamo pure la conferma di là. Quindi mo dobbiamo tornare indietro di E qua. riesci per un salvataggio da guardare. No, le lavagne sono tutte sporche. C'è manco una lavagnetta. Ha detto tizio anche le dita appese ne attirano tizio. Tizio, ma cos'è che non ti attira? Facciamo prima. Anche se credo che la risposta si risolva facilmente con niente. Quindi da qui. Anzi mi attiziano, giustamente.
Dobbiamo vedere appena si sblocca la nuova zona se c'è qualche lavagna. Forse non ci ho fatto caso prima. Allora, qua schippo tutto. Schippiamo, schippiamo, schippiamo. Tanto devi usare il taglierino per uscire al lavoro. Bellissimo. Allora, vedi, quello insiste. Continua, non si ferma. Proprio non ne vuole sapere. Suca? Non ne vuole sapere niente. Sir, facciamo sempre sta scena perché ogni volta che moriamo Che torniamo al non c'è un punto prima. salvataggio prima. Non riusciamo a salvare, mo. Quello è il problema. Non c'è una lavagna per salvare. Capito, però fammi stare un attimo tranquillo nella mia vita. Di qua. Di qua. No, mi hai fregato 2 volte allo stesso modo, ma vaffanculo. Allora, Ci servono le lavagne, sir. qualunque lavagna è Tranne possibile quello di salvare, smegma. tranne queste, sì. Con evidenti problemi di... Di smegma. Sì. Qua non possiamo salvare. Non c'è neanche niente. Vaffanculo. Allora, il piano è semplice. Il piano è una merda. No, vabbè, vabbè, preferisco. Ok. Quindi prima si va là e poi si Tizio ha attiva detto lui ce ne ha qua. tutte. Necrofilia, iedofilia, demofilia, zoofilia, Tizio, kaijufilia, tiziofolia, tutto. alienofilia. Alienofilia. Quindi Vabbè. mo dobbiamo attivare qua e andare subito a sinistra. Non puoi avermi visto, stavo... Ah, ma allora sei una Allora qua zoccola. dobbiamo schivarlo e uscire. Sei una zoccola. Sì, non ne ha nominata una per fortuna, cioè ne mancava una e per fortuna non l'ha detta tizio. Quella ci dissociamo ovviamente subito tutti quanti. E questa sera... E non dovevo mutarlo per forza, eh sì, sir. Là purtroppo il tizio andava Problema. subito denunciato immediatamente. Un Sì, minuscolo tizio. problemino. Inizia con la P, tizio. Sì, esattamente, tizio. Noi ovviamente ci dissociamo. Noi non chiudiamo nessuno nella cantina. Sempre 20 anni su minimo, ormai. Allora, A questo punto. salute. Grazie. Stasera fra A rutti, questo tiri, punto. ti scorregge, starnuti, ti ho fatto un unplan, ti ho fatto... Devo solo vomitare, poi No, tutto, vabbè, tutto quello va bene. preferirei un attimo di no, perché sennò poi, capi? È un casino, Bordello, no, è bordello, è ma può bordello. succedere. Dai, scendi, scendi. Ecco qua. Quello mi manca, però Pan mi attira. Tizio, Tizio, attento, io tizio. mi dissocio. Preventivamente. Tizio Tizio, stasera attenzione, tizio stasera si vuole va. far bannare. È pronto, è carico. No, ma poi metti che passa uno che è in albergo e sente o vede qualcosa. Ah, quello è un attimo. E fu così che di Tizio non ebbero più alcuna notizia. Allora, quindi io vado qua, parlo qua, tappo qua, Tiro là. schippo qua, non salvo qua perché non posso salvare. Oggetti altro non ci serve niente a sto punto. Sia onesto.
Oh, mi dimentico sempre di questa, mannaggia la miseria. Nella vita bisogna provare tutto. Vabbè, da questa posso farne a meno. Ecco, Bravo, bravo, bravo. bravo, Ah, Tizio. bravo tizio. Non farti bannare all'inizio. Allora, almeno abbiamo evitato lei una volta. Non ci sono, guarda che non ci sono. Guarda bene che non ci sono. Allora, io faccio così però. Attivo qui. Lei viene, io bevo succo per non stancarmi mai. Gioco lagga. Gioco lagga. E lei non è venuto. No, non ancora. No, apri, apri. Dobbiamo arrivare all'uscita. Oddio, Santiago. No! Ma stavo leggendo qua. Da. E cambiamo un'altra volta la scuola. Dove cazzo dobbiamo andare adesso? Oh, lavagna. Oh, lavagna. Mi Sì, che godo. bello. Però siamo avvelenati. Non fa niente, oggi l'importante è Ah, avere aglia, siamo anche graffiati. La Peppa e la questo si Madonna. può evitare. Non possiamo andare per di qua. Ah, siamo un attimo una chiavica. Ah, signorina. No. Scusami. Niente qua. Allora, sono apparse tutte queste statuine fuori l'ufficio qua. Vaffanculo. Niente di utile. Niente. Possiamo entrare neanche nella stanza nascosta. Poi ci sono delle frecce, delle indicazioni sulla strada che dobbiamo prendere. Comunque qualcuno o qualcosa ci sta dando una specie di mano per quanto possibile. Lì dentro? I fantasmi però non mi attirano molto, non senti niente quando gli fai mens. Devi andare di fantasia. Giustamente. Sì. Fantasia sì, è bello. Fantasia. Fantasia. Tanto abbiamo un po' di cibo, quindi eventualmente l'energia la possiamo recuperare. Niente. 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 YS. Ho trovato anche le sirene. Mamma mia, Tizio. Tizio, basta, vai a Vabbè, dormire. in estate, capi? Ma Tizio, vai a scusa, dormire. sei in acqua, fai uno scambio di opinioni che non. Boh, non lo so. Non è riuscito più a tenere il controllo dell'entità. Quindi diciamo, da lì sono iniziati a succedere i casini, quelli grossi. Allora, salviamo. Che fine qua siamo arrivati, anche se siamo messi Da parte mia una che non mi ciofeca. attira, ma ne ho fatto un altro utilizzo. Del sushi, dice Serve. Speriamo, sì. Sei sicuro che è fresco così, eh? Che cazzo è qua? No. No, se no noi gettiamo il sangue, come dicono in Danimarca. Andiamo qua dentro. Luca. Niente. Oh, che belli i presidi così, eh? Molto carini e Eh, simpatici.
Una nota. Chiamiamo questi spiriti Shades. Crede che chiamiamo sorella sta cercando in ogni maniera di attraversare la barriera e entrare nel nostro mondo. Ok. Molto bene. Quindi il preside e altri sanno del paranormale. È successo qualcosa in questa scuola e i ragazzi l'hanno scoperto. Questa entità. Ha detto, ma sai che c'è di nuovo? Mo ne approfitto e vado dall'altro lato. E da lì, cazzi. Sì. Cazzo. Questa è l'unica stanza dove non siamo mai riusciti ad entrare. Dobbiamo salire su, che stai dicendo? Per dove dobbiamo andarcene? Per le scale, ok. Ho trovato una nota. Gli shades possono manipolare le ombre e creare dei flash trolls che li servono. Uno dovrebbe rimanere sugli attenti per quanto riguarda la sua presenza e non esitano ad eseguire gli ordini del proprio maestro, anche se si trattasse di uccidere. Allora, aspetta, ecco cosa è successo. Il manichino che abbiamo trovato con le fattezze dell'insegnante, Sì. quello è un flash trolls, ossia gli shades prendono e fanno una specie di bambolina voodoo Ok. di una Sì. persona e ne prendono il possesso. Ok. Quindi per questo ci sta inseguendo la nostra insegnante. Mi fa piacere trovare monete, però vorrei trovare anche qualcos'altro. Moneta. Qua le scale sono completamente murate. Vabbè. Non puoi andartene. Il nostro segreto non se ne può andare. Tu appartieni a questo posto adesso. Avrei ci dice di qua, Avrei ci dice di là. Vabbè, Ed è- calma. la- Almeno anche Jane. Jane chi adesso? No, 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 no. No, 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 ti prego, ti prego. Ok, di qua, di qua, di qua. Suca. Su, scappa, scappa, non fa niente, evita tutto. Scappiamo da questa scuola di merda. Ma sì, proprio. Ma mi ha pure avvelenato. Dovevo giocarmela per forza così. Allora, c'è un distributore ancora in vita. Ottimo. Ottimo ancora pure questo. Allora, grandi spese. Hamburger. Così recuperiamo tutta l'energia, casomai qualcosa. Poi, un po' di caffè. Casomai dobbiamo fare sa l'ultima corsa Si verso può la fare. libertà. Corriamo senza mai avere problemi. Recupero veloce della stamina. E patane, che sono sempre buone Sì. e ci stanno con tutto. Allora, anche delle band. Moneta. Salve. Fammi un po' così. Sì. Sì, 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 sì. Allora, Ora sono venuto con la mano fasciata. però io adesso come arrivo Eh. nella nostra classe se non neanche con la mappa riesco a vedere il percorso? Allora,
E di qua non si può andare. Dobbiamo seguire le frecce queste qua nere. Penso di sì. Non queste rosse, che queste rosse ci stanno un attimino depistando. Vorrei ci fosse l'ultima cosa da fare per ottenere il best ending. Diretto veloce per quanto possibile, tua mamma e tua sorella. Ok. Superate tutte e due. Dato una nota. Se l'integrità di una reliquia è compromessa, ad esempio se si rompe, non è possibile uscire dal coma. Minchia, è apparso sotto. Vabbè, però non ci ha avvelenato. Aspetta, lascia fare. Lascia fare. Ok. No, che vedi là? Antidoto. Ok, se viene distrutto l'oggetto con cui si genera questa realtà, giustamente la realtà stessa crolla. Qua dentro c'è la freccia. Dai, fammi passare, dai. Ok. Qui si va in una brutta morte. Cazzo. Di qua. Dove siamo adesso? Ok, dobbiamo fare l'ultimo corridoio. Non credo. No, non credo. Quindi di qua. Non credo proprio. Anche se sono tentato di entrarci. Vedo altre Se frecce. c'è un omicidio qua sopra. Sì. Ok, salire di qua. No. Sì, sì. Giuseppe. La visione, Giuseppe, sì. Siamo fuori dalla mappa. No, no, no. Cazzo. Per forza. No, 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 dai. Brutto gesto è stato questo. brutto Brutto, esempio. brutto. Così tranquillo. Ci sono gli uccellini che fanno chip chip. Sì. Salve, io sarei arrivato qui. Che devo fare? Ok, i nomi sono tutti spariti. Posso uscire? Cosa in alto a sinistra? Non lo so, sì.
Siamo morti anche noi. Mi sembrava uno di quei segnali che erano vicino i Murales. Mm. No, non è il finale questo qua. Mm. Perché è lui che ha evocato l'entità qui Ma dentro. adesso lei è uscita fuori. Ok. Devo chiamare mia nonna. No, in realtà può darsi che il finale è che comunque poi nel secondo e nel Ma vediamo terzo. poco Francescone che ci dice. Che se abbiamo fatto l'ending giusto, passiamo prossimo. Che noi abbiamo completato Se le. c'è un secret ending, facciamo e poi passiamo prossimo. Mo siamo pure in orario di chiusura, quindi va bene. Mo mi studio domani meglio la situazione, vedo un po' che si dice. Sfizia interessante, molto interessante. Ma me ne sto chiedendo, quindi c'entri tu qualcosa? Confessa. Prego, confesso. C'è un finalino extra. Gran bel titolo. Gran bel titolo. Sì. Io il secondo già ce l'ho. Ah? Scusa, non ho capito. Ho detto, senti, bellino. In realtà non stavo guardando, ma bellino. Grazie, senti. Io mi devo recuperare domani l'ultima parte della live. E vediamo sì, se ci possiamo fare qualcosa Perché prima. un Antani, io tutti e tre li abbiamo fatti. Eh. Va bene, allora, mo ci studiamo un attimino la cosa, o domani o nei prossimi giorni, vediamo pure quando c'è Gianmarco, e facciamo il secondo. Domani lo metto pure a scaricare. Ragazzuli belli, buonanotte a tutti, grazie Buonanotte. mille a chi è passato, buonanotte a Seth, buonanotte a Tizio, buonanotte a Pierluigi, anche a quel caccone di Francesco. Buonanotte a tutti ragazzi, ci vediamo domani. Buonanotte. Buonanotte, Tizio. Bella borsa dell'acqua fredda sopra. Rilassa. Al momento è finita.